Bella raga, ciao a tutti, il comandante veneziano, FIFA 14, in modalità carriera, Borussia Dortmund, Hertha Berlino. Siamo in casa ragazzi, vai di Bundesliga, siamo a 6 punti dal primo posto dal Super Bayern Monaco di Guardiola. La dirigenza è molto contenta delle prestazioni comendiane, però i giornali sono un po', come si dice, cattivi con Carrasco, che lo definiscono un mini flop. Io sono dell'idea che è ancora giovane, può dare tanto a sto Borussia, è chiaro che deve ambientarsi. Comunque hanno pagato un cazzo, quindi alla fine non può essere un flop un giocatore pagato una pippa di tabacco. Ma adesso concentration, non possiamo sbagliare una mossa se vogliamo recuperare sul Bayern, anche se la prima stagione è dura a vincere. Poi a livello campione ragazzi, con 4 minuti solo FIFA è veramente tosto, Vai, attenzione. Attenzione all'Hertha Berlino, squadra sicuramente non irresistibile, ma qua ci beffa in maniera oscena. Mamma che errore qua. Bravissimi ragazzi. Dai. Soliti rinvii comendiani per fare veloce. Scappello a sbrega. Occhio, e c'è il gol dell'Hertha Berlino. Gol incredibile. Pazzesco. Pazzesco. A Dortmund. Sarà durissima adesso, sarà durissima. Penso che l'Hertha Berlino si chiude tutto in difesa e soccazzi. Ah, che gol di merda che ho preso. Bravo Miki, vai Miki, vola Miki. Bender. Bender sbaglia, dai cazzo Bender, dai Benderino, dai Benderino. Royce. Royce non sta sicuramente disputando la migliore stagione della carriera, Comunque Lewandowski ha un contratto ancora di 7 mesi, quindi a breve scade. Dobbiamo decidere cosa fare a gennaio se non rinnova, Perché non possiamo perderla a parametro zero. Bravissimo, dai Lewandowski, dai Lewandowski. Niente, il Leva non ce la fa, ma Aubameyang, Pierre-Emerick. Neanche calcio d'angolo, erroraccio, andiamo subito di tattica offensiva. Proprio un gol balordo, ho preso un gol balordissimo. Fallo, regola del vantaggio. Bravissimi ragazzi, dai. Aubameyang per il Leva, ma recupera ancora l'Hertha. Se fa fatica ragazzi, se fa fatica. Recupera ancora l'Hertha. Il Borussia non c'è, niente, siamo troppo discontinui ragazzi, siamo troppo discontinui. Occhio, eccola là, ecco la seconda cagata, Mamma mia, ancora il portierone che ci salva il culo, ma adesso arriva il gol, no, ancora parata, ancora miracolo. Qua mi salva, non si capisce perché, ma salva. Ecco ragazzi, non c'è modo per avere non il salvataggio automatico, perché mi stava abbastanza sui coglioni. Stiamo soffrendo, però stiamo veramente soffrendo ragazzi, sofferenze indescrivibili. Bravissimo Subotic. Dai che dobbiamo pareggiarla, minimissimo, proprio pareggiarla. Mkhitaryan, ancora errori a Dortmund. Vai cazzo, vai cazzo. Vai, no, è anche così, però ragazzi, un rimpallo favorevole, una volta, un rimpallo. Bravi ragazzi, niente. Non ci siamo. Bravissimo, dai, cazzo, tiriamo fuori i coglioni. Tirate fuori i coglioni. Vogliamo 11 leoni, noi vogliamo 11 leoni. Adesso, guardate, ma adesso è possibile non poter rubare palla all'Hertha Berlino? Questi sono i vaneggi di FIFA, secondo me. Che contro il computer è un po' frustrante il tutto. Qua abbiamo sbagliato, fine primo tempo, 1-0. Stiamo prendendo con una squadra di morti. Bene. Dai, fioi, dai. Ho il secondo tempo per ribaltare sta partita, anche se la vedo molto brutta perché non ho fatto neanche un'azione.
Guarda che roba! Niente, niente. Quando devo perdere si perde. Vai portiere, buttala su. Vai Gundo. Fuori gioco, fuori gioco, fuori gioco. Royce non c'è proprio però. Royce non c'è. Passaggi 96%. Cioè, ma quando mai una squadra fa il 96% di passaggi giusti? Cioè, neanche il Barcellona veramente, Dai, veloce, dai. Giusto, giusto. Il Cume è anche rincoglionito, non si ricorda. Boh, dai, dai, un po' di pressing. Dai, cazzo, finalmente. Vai, Pier. E la dà Lewandowski. Ma Lewandowski dorme, dorme. Purtroppo Lewandowski dorme. Fa quello che vuole l'Hertha purtroppo. Stiamo giocando male. Dai Lewandowski. Dai, illumina sta serata di merda, dai. Niente da fare, niente da fare. Niente, l'Hertha non sbaglia niente, non sbaglia niente, incredibile. Il Barcellona già che sport, ma cioè è pazzesco. Cioè non sbaglia un passaggio, va bene. Va bene. Cioè incredibile, incredibile. Vai di testa. Royce. E ancora perfetti negli interventi. No, ecco il cumulativo. Attenzione, c'è il gol! C'è il gol! Non sbaglia niente, ma sbaglia questo! È incredibile! Paperone! 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 Però ragazzi, può succedere, come nella realtà. Quanti portieri ho visto fare ste cazzate? Ecco, FIFA lo amo. Amo FIFA, fa queste cose. Basta, non è più. Che gol. Ma no. Cosa ho vinto? Un achievement? Cazzo è? Non ci credo. Non ci credo che la sto ribaltando. La sto ribaltando, Beppe. La sto ribaltando, Beppe. Dai, cazzo, dai. Paperone del portiere. Ho appena finito di dire che l'Hertha non sbaglia niente. Gufata cumendiana. Gufata. Gufata cumendiana. Si sveglia però ragazzi. Sveglia però ragazzi. Brutta questa. Brutta non entrare in area. Che gufata cumendiana. La più classica. Vai Royce. Vai Royce, adesso andiamo. La possiamo ribaltare. La possiamo ribaltare. Vai Royce, bravo. Per il Gundo. No, ho sbagliato tasto, coglionazzo, coglionazzo. Triplo errore cumendiano. Mi sono emozionato dopo questo gol. Occhio. Portiere, portiere, portiere. Non ci credo, non ci credo. Certo che il mio portiere è santo subito, ragazzi. Mamma mia. Ma perché clip registrata? Non me ne frega un cazzo. Che gol che ho fatto. Che gol che ho fatto. Il gol del Cube, figlio. The best Cube in the world. Ormai. Però mancano pochi minuti purtroppo. Questo è un pareggio che fa male. Dai no. Per poco la sbagliava il pippone. E cerchiamo di pareggiarla almeno. Niente, ho giocato malissimo, proprio un colpo di culo mi ha dato il pareggio, però dovevamo anche tenerlo. Comunque ragazzi, è impossibile rubare palla all'Hertha Berlino, ragazzi. La cosa è ufficiale. Cioè, non lo so, non capisco onestamente. Cioè, veramente il Barcellona, il Barcellona. Dai, dai un po' di culo alla fine. Dai un po' di culo alla fine. Vai Pier, vai Pier. Involati, la prende l'Hertha, vaffanculo, pareggio di merda.
Allora ragazzi, purtroppo siamo molto lontani, è vero che abbiamo 2 partite in meno del Wolfsburg e una in meno del Bayern, però siamo a Borussia 35 e Wolfsburg 42. Il Wolfsburg stagione strepitosa. Comunque ragazzi, calciomercato incredibile. Lewandowski mi ha detto che voleva andare via, insomma, non voleva rinnovare. Allora ho dovuto venderlo per forza per non perdere i soldi. Allora l'ho venduto a 50 milioni di euro e il Leva se n'è andato. È andato al Chelsea. E allora io cosa ho fatto? Sono riuscito a prelevare a 32 milioni Suarez, che era il giocatore più a buon mercato e comunque a mio parere è un grandissimo giocatore. E quindi ho preso Suarez e Ramirez, quello del Chelsea, centrocampista centrale, così insomma da avere più turnover e avere più scelte. Quindi ho preferito 2 giocatori al posto di Lewandowski, che comunque non ha fatto una stagione fino adesso devastante. E speriamo bene ragazzi, d'altronde, aspetta che cazzo devo fare? D'altronde non potevo fare altrimenti, cioè tipo io ho provato Falcao, Bale, Van Persie, ma Van Persie era vecchio, gli altri costavano troppo, Suarez era il miglior compromesso qualità-prezzo. Lewandowski voleva andare via, sto stronzo, è andato al Chelsea. Buono raga, qua c'è la coppa, sono con l'Hamburgo ai quarti di finale, perfetto. E niente, andiamo e speriamo di portare a casa punti importanti perché il Wolfsburg e il Bayern sono in fuga. Vai ragazzi, vediamo Suarez, il debutto di Suarez. Andiamo. Campo un po' pesante. E vediamo Suarez e Ramirez. Ho preferito 2 giocatori. Royce. Royce per Suarez, vediamo cosa combina Suarez. Purtroppo Lewandowski vuole assolutamente andare via, era stufo di stare al Borussia, l'aveva già detto l'anno scorso, ha scelto il Chelsea. Ma guarda che bello, qua piove poco però. Che figata, non l'avevo vista sta roba. Cioè, prima non pioveva, adesso piove, pazzesco. Royce, vabbè, pensiamo alla partita però. Dai ragazzi, la dobbiamo vincere assolutamente questo, che siamo un po' lontani adesso dalle zone calde. Dai, vai Baines, recupera. No. Bravissimo, no, i coglioni, bravissimo. Buttala via, buttala via. Stanno arrivando tipo 50 messaggi. Occhio. Vai Piszczek. Vai Piszczek, che si comincia a diluviare Suarez. Suarez è il pistolero per Royce. Vai Royce. Vai Royce. Gundogan. E c'è il gol. El Gundogan. Comunque poi esco la prima partita dei video, la pareggio sempre, cioè. Adesso diluvia ragazzi. E il Borussia c'è, e il Borussia c'è, e il Borussia c'è. Bender. Vai Benderone. Vai Benderone. Royce. 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 Suarez! Non ci credo. Insomma un Borussia comunque che ha cambiato molti giocatori. Gundogan. Aubameyang. Pierre-Emerick. Ramirez, eccolo con uno dei primi palloni per Ramirez. Ramirez, ho sbagliato io, qua devo darla di là. Dai che è nostra, dai che è nostra. Sempre 1-0 per il Borussia, il 25esimo. Subotic, sempre troppo veloce, sono i classici errori comendiani. Bravissimo, Baines. Bender. Adesso il Mkhitaryan non sarà più titolare inamovibile. Comunque insomma gioca. È stato uno dei migliori, però voglio insomma, come si dice, fare un turnover un po' più importante. Suarez vuole segnare il debutto. Suarez, lento, qua lento Suarez purtroppo. Anche il campo pesante non aiuta Suarez. Mi sembra però partito bene Suarez. E Lewandowski se proprio vedo come non me ne voglio andare fuori dai maroni, però per non perdere la parametro 0, vai di 50 milioncini. È andata alla corte di José Mourinho. Vai Royce. Royce per Ramirez al debutto. Ramirez 2-0.
La campagna acquisti del Borussia e del Comedone si presenta molto molto bene. La 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 la. Vai Piszczek. Vai Piszczek. Perché purtroppo la mia squadra è un po' discontinua. Suarez. Qua Suarez sbaglia purtroppo. Vogliamo il primo gol del pistolero. Merda. Aubameyang, Pierre-Emerick per Bender. Bender lentissimo qua. Aubameyang. Vai Royce. Royce la mette in mezzo, ma non c'è nessuno. Non c'è nessuno, c'è il contropiedazzo. Che cagata, che cagata. Bravissimi. Grande portierone 2-0 primo tempo. Il Bayern vince. Vabbè. Il Bayern vince sempre, fiori. Mamma che diluvio. Aubameyang, prova il tiro. Mamma mia. Mamma mia, ha sfiorato il gol. La. Il Borussia c'è, ragazzi. Il Borussia c'è. Royce, pochi gol finora per Royce. Però assist e intanto impegno. Occhio. Bravissimo Gundo. E dopo fa il cumulativo. E che dobbiamo portare a casa questi 3 punti cumendiani. Cazzo, sono fondamentali. Ok, vai Gundo. Gundogan per Royce. Royce per Suarez. Vai Suarez se ne va ancora. Suarez fuori di poco, ma il pistolero c'è, ragazzi. E il pistolero c'è, figlio. Attenzione. No, da solo, bravissimo in difesa. Subotic, non so chi perché non ho ben visto in realtà. Suarez, numero di Suarez, ma sbaglia. Aia. Gol. Dormita del Borussia. Difesa un po' di merda, ma chi se ne frega della difesa. Il Cume vuole solo attaccare. Cazzo, non voglio rovinarmi lo score in difesa. Attenzione, Suarez traversa. Incredibile, Suarez è partito bene ma sfigato. Oh. Raga. Occhio. Porca troia. Merda, no, dai, te prego, no. Non ci credo. Il culo cumendiano, solo culo cumendiano. Vai Obame. Niente, ancora. Dai, Baines. Ma Suarez, che sfiga, ragazzi. Ha fatto una partita stupenda. Tantissime azioni, ma traversa, parate. Fuori di poco. Però è partito bene la campagna acquisti cumendiana, è positiva, Sono molto soddisfatto. Però adesso stiamo attenti perché da 2-0 non possiamo assolutamente pareggiare questa partita, Bravo Aubameyang, farà scorrere, fallo, niente da fare, però rimessa per il Dortmund. Gundo, fallo, no, almeno rimessa, perfetto. Aubameyang. Suarez, ancora Suarez, fa quello che vuole Suarez. Ragazzi, Suarez fa quello che vuole. La cosa è abbastanza ufficiale, no? Non la stronzata, corri Subotic. Corri Subo. Calcio d'angolo, cazzo. Dobbiamo stare attenti, siamo al 79esimo. Non possiamo buttare via sta partita. Vai Aubameyang, corri. Tanto qua andiamo ultra difensiva, non voglio rischiare. Troppo fondamentale questa vittoria.
Vai, vai cazzo, vai Aubameyang, vai vai Pierone, vai Pierone, vai Pierone, la mette in mezzo! Porca troia. Dai, pressiamoli, dai che sbagliano. E invece no, siamo all'86esimo, attenzione, Hummels forse ha problemi. No, Hummels ha problemi. E adesso rischiamo, adesso si rischia, grandissimo Weidfeller. Buttala via ragazzi, sofferenze adesso indescrivibili. Ti prego Baines. Bravissimo Baines. E Baines se ne va in maniera splendida. Vai Baines, vai Baines, vai Baines. Tiro! Una ciofeca obesa, ma chi se ne frega. Dai, andiamo a casa. Andiamo a casa Beppe con questi 3 punti. Ed è finita ragazzi, 2-1, gran risultato. Ragazzi, Coppa di Germania, quarti di finale, Hamburgo, Dortmund e nevica, raga, e nevica. Nevicata cumendiana. Vai ragazzi. Sta nevicando, la 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 la. Vai Baines. Freddo glaciale ragazzi. Cosa fa Baines? Cosa fa? Dopo va a fare la cagata cumendiana. Partita sì che questa la dovevamo assolutamente vincere ragazzi. Non c'è verso. Anche perché l'obiettivo è uno solo, andare in finale, quindi non possiamo assolutamente fallire questa cosa. Sono con la titolarissima. Sì, ho saltato le prime partite ragazzi perché erano contro i morti, sotto con le riserve, ho vinto abbastanza tranquillamente. Occhio Fioi. Mamma mia che nevicata. Che nevicata ad Amburgo. Sembra veramente lo stadio del Galatasaray. Solo che il Cume ha le scarpe da neve, cazzo. Con le catene siamo pronti a dominare. Dai Fiori. No, prendila. Insidiosa questa neve, insidiosa. Bravissimo Baines è carico oggi. Grandissimi, ancora Baines, splendidamente splendido. E dopo la perde come un pippone obeso. Attenzione Suarez, el pistolero. Vai Royce, vai Marchetto Royce. Attenzione di testa qualcuno, Aubameyang! 1-0, scusate, 1-0 Dortmund. 1-0 Dortmund. Il piccolo Pierre-Emerick. Boato ragazzi, boato. Il Borussia è in vantaggio. Siamo in pieno inverno ragazzi. Royce. Suarez vede Aubameyang ancora. Aubameyang va in mezzo e Suarez per poco era il gol in questa Coppa di Germania. Bravissimo Royce, stiamo giocando benissimo. Ragazzi, questi nuovi acquisti il Borussia vola, Gundogan. Suarez fa il numero, Suarez! Troppo centrale, Adler para. Siamo venuti fin qua per vedere segnare il Kumenda. Ocio. Bravissimi. Vai Gundo, il Gundo domina, Suarez lascia scorrere ma era difficilissima. Porca puttana. Eccolo qua il gol, rigore. Non ci credo, la cagata, c'è il... Madonna. The best culo in the world. La palla con me, scivola cazzo. Gundogan, ghiaccio puro ad Amburgo. Vai Gundo. Magari Gundogan è scatenato, il Gundo. Suarez vuole sto benedetto primo gol. E ancora Adler. Gundogan. Socrates. Royce.
Royce sbaglia tutto, Marchetto Royce ma recupera da campione, grandissimo Royce. Mamma che freddo ad Amburgo, ragazzi, freddo polare. Attenzione, scivolata sbagliata sotto la neve, è difficile fare le scivolate. Attenzione l'Amburgo, c'è il gol, e invece no. Mamma mia che sofferenza. C'ho qua per vedere i messaggi sul telefono, faccio le cagate come indiane. Bravissimo, vai Piszczek. Buono, dai, teniamo duro. Però adesso dobbiamo fare un po' di cambi perché sennò la gente muore, infatti. La gente è abbastanza morta in campo. Cambiamo l'attacco. Al posto di Royce mettiamo Carrasco, poi mettiamo Rivière e poi mettiamo Miki, lo mettiamo al posto di Ramirez. Ok, lo mettiamo qua in una posizione un po' strana, però va bene. Vai. Devo vedere sotto questo messaggio. Ok, adesso ci siamo. Il bello della diretta, ragazzi, il bello della diretta comendiana. Portiere, bravo. Giro tondo. Vai rinviazzo. Attenzione, mamma mia, per poco andava, se andava, se superava il difensore erano cazzi, Carrasco, un po' criticato, ma cosa pretendono da un ventenne, non lo so. È arrivato per veramente un cazzo. In questo momento Aubameyang decidere la sfida. Ocio, bravissimi ragazzi, bravissimi. Dai che voglio la semifinale. Vai Aubameyang, l'autore del gol che decide la partita. Bravissimo Aubameyang, se ne va. Dopo sbaglia sul più bello, ma porca trota. Nevicata incredibile. No, cazzo, no. Merda. Ho un culo devastante. Ho un culo incredibile. Ammonito intanto. Dai che vogliamo sta coppa, la vogliamo. Fuori gioco. Offside. Il campo è sempre più bianco. Ma porca trota. Bravissimo Baines. Partitona di Baines, ragazzi, giocatore. Ma ancora Baines. Splendido Baines. E lancia Emmanuel Rivière. Che Rivière fa la giocata. Royce la mette in mezzo. Aubameyang. Anche lui il numero. Carrasco. Parata del portiere. Ole. Comunque 1-0 tirato alla fine. 1-0 tirato. Bravo Socrates, bravissimo. Ragazzi, sì, Hummels è fuori 3 settimane purtroppo. Bravissimo. No, cazzo no. Merda. No, ste cagate. E c'è il gol. Al 77esimo non ho parole. Don't not parole in inglese puro, in madrelingua. Ma vaffanculo. 1-1. Carrasco, meritato comunque. Sono anche, non neanche i titolari in attacco, vabbè. Fallo, ma va incurato male. Attenzione, non può scappare il primo trofeo della stagione.
Anche perché lo scudetto è veramente complicato, la Bundes. Bravissimo. Qua. Ombra di supplementari. Fallo. Regola del vantaggio. Bravissimo Miki, dai. L'Hamburgo c'è, però l'Hamburgo c'è purtroppo. E la lancia per Aubameyang. Vai Pierre. Pierre contro tutti. Pierre contro tutti. Pierre contro tutti. E sbaglia in maniera ignobile Pierre. Non ci crede Pierre. Cosa mi sono mangiato? Non c'è. Supplementari purtroppo. Supplementari. Ah no, aspetta, non è ancora finita in realtà, però ormai i supplementari sono molto vicini. Subotic. Niente da fare. Tempi supplementari in questo quarto di finale. Sì. Purtroppo sì. Aveva l'occasione d'oro Aubameyang, ma vai. I giocatori sono distrutti, non ci voleva proprio su supplementare. Vai Aubameyang, vai Aubame. E sbaglia ancora Aubameyang che è distrutto, però ha fatto un bel gol. Sono distrutti i miei giocatori, bravissimi. Dai Pierre, non ci credo, recupera proprio all'ultimo. Dai ragazzi, proviamoci, non voglio andare rigore un terno all'8. Dai Rivière. Fallo invece no. Bravo Royce con classe. No, scusate, Royce, Carrasco no. Cazzo però. Non c'è niente da fare, partita adesso che la stiamo meritando più noi. Adesso arriva il beffone, ecco il beffone. Fuori. Che quarto di finale ragazzi, che quarto di finale. Qua dormita generale. E c'è il gol dell'Hamburgo. Non ho parole. I miei rinvii di Messi, però non può un portiere non rinviare corto, devo per forza rinviare lungo, vai. Cioè non è umano. Sono fuori ragazzi, sono fuori. Questo è un trofeo importante che se ne va. Ci tenevo tanto a questa Coppa Nazionale. Tristezza nel cume, veramente, in panchina è tutto infreddolito. Niente, non c'è niente da fare. Dai Rivière, regala il sogno del pareggio. Rivière, cosa fa Rivière? Sì cazzo, siamo ancora vivi. Sotto la neve. E vaffanculo. Siamo ancora vivi Beppe. Non ci voglio credere, che gol di Rivière. Qua ho sbagliato io. Ma attenzione Aubame. Il piccolo Aubame per Carrasco. Rigore. È calcio di rigore, non ci credo. Partita tesissima adesso. Il Borussia ci crede nell'impresa. Fuori gioco. Ormai i rigori sono vicini, ma ragazzi, comunque va bene così. Bravissimo Miki, dai, l'ultima chance, perché i rigori non ho mai un bel score. Dai Rivière, mamma mia che giocatore. Dai l'assist, non ci credo. Che acquisto, rigori. Penalty.
Vai. Tensione incredibile, provo a stare al centro. Sì, cazzo, sì! Calma. Baines, aia. Gol. Gol. Vai. Vai, portierone. Sì, sì, cazzo, calma. Calma, calma, calma. Pierre-Emerick. Emerick parata. Gol! E invece è gol. E invece è gol. Calma. Calma. Dai. 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 Gol. Vai Gundo. Parata su Gundo. Parata su Gundo. Può pareggiare l'Hamburgo purtroppo. Grandissimo gol dell'Hamburgo, pareggio. Carrasco, ti prego. Gol di Carrasco. Dai, una parata è fatta. No, vai a fare in culo, merdaccia umana. Vai, oh Miki, brutto questo di Miki. E scivola sotto la neve a beffarlo. Pazzesco. Non finisce mai questa partita. Gol. Ah, cosa mi sono mangiato. Aia, Subotic. Gol di Subotic. Ti prego, sbagliala, ti prego, ti prego, ti prego. Gollazzo incredibile. Riviera, autore di un gol strepitoso. Gol di Riviera. Non finisce mai, ragazzi. Non finisce mai. Silenzio. Piszczek. Gol! Siamo in semifinale, Beppe! Siamo in semifinale! Un saluto da sotto la neve, da Hamburgo, dal commendatore veneziano! Ciao! Commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano. Commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano.